qui l'arte è nel sangue, siamo una famiglia di 3 generazioni che facciamo il torrone e c'è tanta esperienza. Quindi prima il papà e poi prima il nonno? Prima il nonno, poi il papà e adesso io. Ho capito. Qual è il segreto? Il segreto? Roba buona. Intanto da dove vengono le nocciole? Queste mandorle sono di Avola. Mandorle. Scusami, Sono queste famose. mandorle, sì, di Avola. Cannella è anche nostra, il miele è anche nostro, vaniglia è anche nostra. Da quanto tempo qui a Borgo Parrini? Poi Borgo Patini qualche mesetto, ogni fine settimana, il sabato e la domenica, Siamo 2 volte alla contenti perché settimana. la gente qui c'è, no? Sì, qui tanta gente viene e ritorna anche pure per il torrone, quindi Ma così giovane, quanti anni hai? io ho 21 a febbraio. 21 febbraio, quindi dopo il diploma sei arrivato qua. O non ti Forse sei pure diplomata? prima. No, Ah, ti sei pentito però. No, io la scuola l'ho fatta sulla strada, ho imparato tante cose uscendo di casa la mattina e andando a lavorare. Ma quello cosa fai? Il baccalà e poi ci sto là? No, sto quello scherzando, le mando. Quella è la pentola che si sta pulendo, diciamo. Mi fai parlare tuo papà? Sì, certo. Buongiorno papà. Buongiorno mister, Contento buongiorno. del figlio? Sì, molto, mi ha dato molta soddisfazione. Ha imparato il nostro lavoro da 3 generazioni, lui è la terza generazione. Ma sei solo o altri figli? Se no, ho un'altra due ragazzine. Che non fanno questo No, mestiere? fanno altro tipo di lavoro. Borgo Parrini ha un futuro? Sì. Ringraziamo il signor Gaglio per quello che ha organizzato, perché se non era per il signor Gaglio questo borgo era perso. L'ha saputo organizzare abbastanza bene come lavoro artistico, come tutto. E siamo contentissimi perché va bene, perché la Sicilia è un pochettino abbandonata e ci vogliono queste cose che rifanno risaltare il nostro valore della Sicilia. Grazie.